Buonasera a tutti e grazie per essere qui con noi. Un anno fa, esattamente come ora, eravamo vicini ad Anna Francesca accompagnandola nell'ultima tappa del suo passaggio terreno. Oggi siamo qui con voi per premiare i vincitori della prima edizione del concorso letterario che abbiamo pensato in sua memoria. Ci sembra un collegamento che è giusto sottolineare, perché testimonia una volta di più come la vita di Anna sia stata ricca di senso e dal peso specifico elevato. Grazie ad Anna e insieme a tutti voi abbiamo potuto realizzare un'esperienza straordinaria di comunione e di riflessione sulle nostre vite e su quello che ci aspettiamo da questa navigazione in mare aperto. Grazie Anna. Cito da uno degli elaborati che sentirete leggere questa sera. Farò parlare di lei il mondo. Dirò di come un amore semplice e immenso sia l'unica certezza nel mare della vita e oltre l'orizzonte. Quindi grazie soprattutto a tutti voi ragazzi per averci donato questi vostri pensieri, partecipando a questo progetto e condividendo i vostri timori, le vostre speranze, i vostri sogni. Grazie a voi giurati che con così tanta passione e competenza avete valutato, vi siete confrontati ed alla fine avete nominato gli elaborati più meritevoli. Grazie agli enti che hanno patrocinato questa iniziativa, alla Regione Lombardia, alla provincia di Bergamo, il cui presidente Gianfranco Gafforelli ci onora della sua presenza, al comune di Castellozzone, e qui con noi c'è il sindaco Luigi Rozzoni, che ringrazio, non solo per l'aiuto nell'organizzazione di questo evento, ma soprattutto per l'attenzione nei difficili mesi della malattia di Anna. Ringraziando lei, signor Sindaco, vogliamo una volta di più ringraziare tutta la comunità di Castellozzone, che ci è sempre stata vicina nonostante il lockdown che ha stravolto le nostre vite e che ha impedito i contatti fisici, così come questa sera. Sera che avremmo voluto vivere insieme con tutti coloro i quali avrebbero desiderato esserci, ma che purtroppo per evitare assembramenti abbiamo dovuto limitare a pochi presenti. Grazie alle Acri di Bergamo e a Molte Fedi sotto lo stesso cielo, che oltre ad averci prestato il tema per questa e per le prossime edizioni, ha diffuso il concorso, ha aiutato nella preparazione del materiale pubblicitario e soprattutto promuove da anni quei valori di universalità e di inclusione che da subito ci ha fatto sentire a nostro agio e ci ha permesso di trovare l'accoglienza più sincera nell'organizzazione di questo concorso. Grazie alla Fondazione Angelo Custode, qui rappresentata da Maria Luisa Galli, che da quando ha accompagnato la nostra famiglia nel percorso di cura di Anna e di tutti noi, è diventata per noi una seconda casa. Grazie all'Associazione Genitori Agi Castello, qui rappresentata dalla vicepresidente Marcella Nossa, nonché madrina di Anna, che da sempre costituisce un gruppo di amicizie tra le più care che abbiamo, sempre pronte a sostenersi reciprocamente nei momenti più complicati. Grazie all'ufficio territoriale della pastorale scolastica della diocesi di Bergamo, qui rappresentato dalla professoressa Daniela Nolis. Uno degli incontri più belli maturati proprio grazie alla nostra storia con Anna. Grazie al Centro Salesiano Don Bosco, qui rappresentato dal direttore Don Massimo Massironi. È da sempre una seconda famiglia per noi e per i nostri figli. Grazie infine alla Fondazione Bernareci, nella persona del suo presidente, dottor Giuseppe Giovanelli, peraltro direttore generale anche della Fondazione Angelo Custode, che ci ha omaggiato dei libri con i quali premieremo le menzioni speciali. Da subito, quando Anna ci ha salutati, abbiamo pensato ad un'iniziativa che ci aiutasse ad onorarne la memoria. Nella nostra famiglia il valore dell'istruzione è molto importante, per cui è nato il desiderio di condividere, almeno in parte, quello che avremmo messo a disposizione di Anna. È quindi maturata l'iniziativa di un concorso letterario dedicato ai ragazzi e alle ragazze delle medie e delle superiori. E la risposta, dobbiamo dire, è stata eccezionale per la quantità e soprattutto la qualità degli elaborati ricevuti. Ben 240, di cui 57 dalle scuole superiori e 183 dalle scuole medie. Questa serata sarà incentrata quindi sui ragazzi e sugli elaborati stessi, che saranno i protagonisti dell'evento, saranno premiati e letti con tanta cura e partecipazione da due amici che ci hanno fatto il regalo di essere qui con noi, Bruno Fusari e Simona Pasinelli, che ringraziamo di cuore.
Prima di iniziare con l'evento chiederei al Presidente della provincia se ci vuole dare le parole. Grazie, anch'io ho preparato 2 righe perché in altre esperienze come queste l'emozione per me è un po' forte. Buongiorno a tutti, ringrazio l'amministrazione comunale di Castellozzone e la famiglia di Anna e Francesca Clesi per avermi invitato a questa premiazione dedicata alla memoria della loro piccola. Posso solo immaginare il dolore che avete sofferto per la sua perdita. Anche se per poco tempo Anna ha potuto conoscere la forza del vostro amore e il calore del vostro cuore. Credo che non ci sia nulla di più grande che poter dare e ricevere amore, un sentimento che muove il mondo ed è al di sopra di tutto. La provincia di Bergamo ha voluto esservi a fianco in questa iniziativa meritevole che intende far riflettere i giovani sul significato profondo della vita, sul fatto che il dolore possa lasciare comunque il passo alla speranza. Porgo i miei complimenti ai vincitori di questa prima edizione del concorso, con l'augurio che nei prossimi anni questo seme che germoglia possa dare frutti sempre più splendenti e vigorosi. Tanti auguri. Grazie di cuore. Iniziamo quindi, chiamo Federica Fenili, che ha coordinato la giuria che ha valutato gli elaborati delle scuole medie. Gli altri giurati che hanno composto la giuria sono stati, cito, Giovanni Cepis, Alda Corda, Sara Ferri, Nicoletta Finardi, Suor Anna Chiara Lot, Don Alberto Monaci, Marita Mosca, Filippo Para, Carlotta Testoni. Iniziamo quindi dal terzo classificato, Federico Benini. Grazie Federico. Allora, il racconto di Federico viene premiato perché è pieno di significato e di valore sulle relazioni e sulla solidarietà umana, al di là dei confini dello spazio e del tempo. Ora ascolteremo la lettura di questo racconto in cui il protagonista è un ragazzo che si trova su una barca disperso in mare, aperto, e intravede all'orizzonte un'altra barca con un uomo in difficoltà. Che cosa farà e quali decisioni prenderà, dalla sua scelta dipende il suo destino. Mi sveglio di soprassalto, mi sembra di aver dormito per una vita intera. Ma dove sono? Chi mi ha portato qui? Che confusione! Mi trovo sulla riva di un'isola minuscola, con me ho soltanto l'orologio che ho sempre indossato e osservo l'immenso mare aperto che ho di fronte. Sono molto agitato, non mi era mai capitato di trovarmi in una situazione del genere. Capisco che l'unica cosa che posso fare è avventurarmi per questo mare con una barchetta che ho avvistato. Ma perché in quest'isola sperduta, che neppure si può definire isola talmente piccola, trovo questa barca, come se fosse lì ad aspettarmi? Sarà il destino? Riuscirò finalmente a capire il senso della vita? Mi avvicino e scorgo all'interno della barca dei remi e del cibo, l'essenziale per sopravvivere. Prima di avventurarmi mi siedo un'ultima volta su quest'isola che sembra il guscio di una tartaruga gigante e cerco di capire perché mi trovo qua. Non ci riesco e allora mi imbarco. Cosa mi conviene fare? Seguire il mio istinto e puntare a una rotta precisa oppure lasciarmi al destino e alle correnti? Sicuramente sapranno darmi una destinazione. Scelgo quest'ultima via. È strano perché sono disperso in questo mare, totalmente solo, con dei pesci che seguono la mia barca. Il mare intorno a me non è dei migliori
Spesso si innalzano onde parecchio alte, determinate soprattutto dalla tempesta che sovrasta i cieli, ma che sicuramente non mi fermeranno. È strano inoltre perché non sono presenti altre isole, non ci sono montagne, di conseguenza non ho punti di riferimento perché questa distesa di acqua sembra proprio non finire mai. Dopo alcuni giorni il mio stato di confusione si trasforma in paura di morire. Mi fermo, cancello tutte le preoccupazioni dalla mia mente e penso alla mia vita e rivedo tutti gli errori che ho commesso, a tutto il bene che avrei potuto fare ma che non ho fatto, a tutte le persone che avrei potuto aiutare e non ho aiutato, a tutte le volte che avrei potuto dire una semplice parola buona ma che non ho detto. La disperazione mi assale totalmente e scoppio in un pianto che non riesco a frenare, un pianto interminabile che dura altrettanti giorni. Dopo giorni di disperazione in cui mi chiedevo se avessi potuto recuperare i miei sbagli e richiudere le cicatrici che ho aperto nel corso della mia vita, riesco a passare questo momento di rammarico. Ed è proprio in questo momento che all'orizzonte vedo avvicinarsi un altro uomo, anch'esso su di una barca. Chi sarà mai? Chissà perché si trova nella mia stessa situazione. Sarà venuto per salvarmi? Lo osservo. Vedo che è un uomo disperato, malconcio e stremato. Riesco ad osservare la barca. Oltre ad essere vecchia e rotta, vedo che non ha né remi né risorse. Lo invito sulla mia barca perché vedo che ha bisogno di aiuto. Faccio conoscenza con lui, sembra disperso proprio come me. Penso alla tenerezza e alla voglia di correggere gli errori della mia vita. Gli offro le mie risorse, ovvero il cibo restante. Ed il suo viso cambia immediatamente espressione, proprio come il mio, perché capisco che fare felici gli altri fa felici anche noi. In lontananza osservo la stessa scena che mi si era presentata in prima persona. Però chi si trovava nella mia condizione non offrì aiuto alla persona bisognosa. Poco dopo vedo quella barca sprofondare nell'acqua, inghiottita da un mulinello. È proprio in quell'occasione che capisco di aver fatto la scelta corretta, ovvero quella di ospitare con me il mio nuovo compagno di viaggio. Di lì a poco la nostra barca improvvisamente si trova ad affrontare una piccola cascata che ci porta in un lago dalle acque calme. Con grande stupore e sorpresa ci abbracciamo e vediamo che oltre a noi sono presenti moltissime altre barche come la nostra. Ognuna di esse ospita 2 persone, proprio come noi. Mi accorgo che nelle barche vicine alla mia, finalmente ritrovo tutti coloro che mi hanno amato e a cui ho voluto bene, i miei genitori, gli zii, i nonni, i cugini e i miei amici. Più in lontananza scorgo barche piene di persone, di ogni cultura, etnia e religione, che fanno festa in piena pace. Questo perché chi ama potrà godere della felicità eterna. Ho capito che ognuno è responsabile delle proprie azioni e che ci si salva amando gli altri. Il mio cuore si riempie di gioia, come non mai. Finalmente mi è chiaro il senso della vita. Mi sento come se fossi rinato ad una vita nuova. Proprio in questo momento mi accorgo di non avere più al polso l'orologio che ho sempre portato con me. Ma questo fatto non mi turba, perché capisco di essere nella felicità eterna. Il cielo è limpido e la tempesta non c'è più. Sembra proprio l'inizio di un nuovo capitolo, felice ed eterno. Il sole che splende sempre ha assunto la forma di un cuore. Il sole è dentro ciascuno di noi. Grazie Federico e grazie a tutti. Prendiamo la seconda classificata, Francesca Rigamonti.
questo brano Francesca ci porta in Vietnam, tra risaie e campi coltivati. Una famiglia è costretta a lasciare la propria terra, che è stata venduta a padroni senza scrupoli, e deve mettersi in viaggio alla ricerca di una nuova vita. La particolarità di questo racconto è che si alternano le voci e i pensieri dei protagonisti e quindi ascolteremo le paure e le speranze di padre, madre e figlia, e per questo Francesca vince il secondo premio. In mare aperto, un viaggio verso il futuro. Tuan. Albeggia. L'aurora tinge lo sfondo del cielo di porpora e giallo, un quadro creato ogni giorno per noi dagli dei. Il fiume questa mattina sembra più calmo del solito, solo un vento leggero accarezza la superficie e increspa l'acqua di rughe sottili. Due buoi, nei campi, scandiscono il ritmo del tempo che in questo luogo, da millenni, trascorre con la calma del nostro respiro. Anche gli dei siedono in contemplazione. In lontananza, le colline terrazzate di risaie e i campi coltivati, rivestiti dei colori dell'autunno, conferiscono un senso di pace che vela lo sguardo di una profonda malinconia. Mia moglie, Mai, dice che il tempo è propizio e che gli dei sono stati benevoli con noi. Nei giorni scorsi ha pregato e acceso bastoncini d'incenso. Vorrei avere la sua speranza e credere in un domani migliore. I raccolti degli ultimi anni non sono serviti a risolvere i nostri problemi e lentamente siamo scivolati verso il baratro. Per sfamarci, Mai ha venduto i suoi gioielli, poi abbiamo ceduto il bue e adesso la riforma agraria voluta dal governo ha seppellito le poche speranze che ancora avevamo. È il futuro, mi dicono. Il futuro che pone nelle mani di pochi tutti i campi coltivabili. Latifondisti senza scrupoli che, in nome della modernità, sfruttano i terreni e la natura oltre il dovuto. Personaggi che spezzano un equilibrio che secoli di semplicità avevano sapientemente costruito, amato e onorato nel rispetto di un ambiente che è parte di te, un tutt'uno con il tuo modo di vivere la natura e l'esistenza. Ma, purtroppo, questo è il mio tempo, questo il destino che gli dei hanno riservato per me. Rimanere significherebbe consegnarsi mani e piedi a questi nuovi padroni, ridursi a schiavi della terra, servi della gleba senza un presente e tantomeno un futuro. Se non voglio farlo per me, lo devo quantomeno a mia figlia. Per questo ho deciso di partire. Con la mia famiglia scenderemo con la barca lungo il fiume fino al mare e poi navigheremo con la speranza che, più a sud, esista un luogo che ci permetta di ricominciare una nuova vita. Non abbiamo nulla da portare con noi, solo noi stessi, la nostra miseria e un bagaglio di ricordi. Mi chiedo, come sarà questa mia terra domani? Ci sarà un sole capace di scaldarla senza ferirla? Qualcuno saprà amarla e curarla come ho fatto io o attenderà di sapermi lontano per calpestarla e violentarla? Mentre la barca si allontana dalla riva, con lo sguardo abbraccio ancora una volta questi luoghi. La nostalgia è come un cappio che mi stringe la gola. Non ho modo di oppormi, posso solo voltare le spalle e guardare un nuovo orizzonte verso sud. L'ignoto mi spaventa, ma non posso condividere le mie preoccupazioni con mia moglie. Non voglio darle altri pensieri che potrebbero turbarla, anche se sono quasi certo che mi parlerebbe di fiducia, di sogni e della mia fede latente, del futuro che gli dei hanno riservato per noi. Come se bastassero un'offerta e un po' di incenso per cambiare il corso delle cose. Mai. Vivi sempre il presente, figlia mia. Così mi ha insegnato mia madre, non voltarti al passato e non alzare gli occhi sul futuro. Guardati i piedi perché nell'umiltà è la tua benedizione. E così ho sempre fatto. Sono sempre stata una moglie servizievole e fedele. Ma adesso, come faccio a vivere questo presente? Vivo soltanto l'angoscia del momento, senza passato né futuro, senza ricordi né sogni. Non posso, madre, non posso. Solo sperando nel domani posso aiutare mio marito e curare la malattia di mia figlia.
Solo sognando un futuro posso aiutare la mia famiglia e prego sempre gli dèi di soccorrermi in questo mio pensiero. Povero marito, povero Tuan, ho osservato con pena il suo tormento. Questa è la sua terra, la terra che lo ha generato, che lo ha visto crescere e dove è nata nostra figlia. Io lo so cosa si prova. Quando ho lasciato il mio villaggio per sposarmi ho provato lo stesso dolore, una tristezza infinita che ha bisogno di tempo per decantare, per acquietarsi. Da giorni siamo in viaggio sul fiume, il Mekong. Non ho mai affrontato un viaggio così lungo, ma quando mio marito lo ha deciso, ho accettato senza riserve, come ho sempre fatto per tutta la vita. Il mio posto è quello di osservare, ascoltare, ubbidire. Vivo, per così dire, il mio ruolo nell'ombra, ma sono sorretta in questo dalle preghiere e dalla fede. Mio marito, come tutti gli uomini del resto, accetta solo le cose materiali, quelle che si possono toccare. La terra, le sementi, il bue. Lo spirito è un concetto troppo lontano per lui, non comprende il significato di tutto questo, non capisce quanto la fiducia negli dèi possa sostenerti, anche nelle prove più dure che la vita ti presenta. Come sia carico di speranza questo viaggio sul fiume verso l'ignoto. La vita, da sempre, scorre incessante in queste acque. La nostra barca scivola, silenziosa, fende l'acqua e la foresta. Ogni tanto un battito d'ali o l'urlo di una scimmia rompe l'incantesimo che ci avvolge. Ognuno è perso nei propri pensieri, osservando, osservandosi, prigionieri di dubbi e paure. Per mangiare ci affidiamo al Dio del fiume e a quel poco che la foresta ci offre lungo il percorso. Quando incontriamo qualche famiglia a cui chiedere informazioni, ci fermiamo. Ci offrono la loro povera ospitalità. Eppure capisco che quel poco, per loro, è già tanto. Neppure i banditi che potremmo trovare ci preoccupano. Che cosa potrebbero toglierci? Non abbiamo niente se non la vita e quella, credo proprio, non sia di loro interesse. La notte, il fiume e la foresta cullano il nostro riposo. Lo sciabordare dell'acqua contro la barca ha la tenerezza di una madre. Guardo le stelle, sono infinite. Mi chiedo perché non possiamo essere come loro e vivere in pace gli uni con gli altri, con pari diritti e dignità. Non ho mai chiesto molto alla vita, solo di vivere in armonia il ruolo che gli dèi hanno voluto per me. Ancora pochi giorni e giungeremo al mare. Nell'ultima sosta che abbiamo fatto ho sentito le parole che un vecchio diceva a mio marito. Le mie preghiere fino ad oggi sono state ascoltate. Nel mio petto, però, il cuore batte come un tamburo. Il fiume da sempre è parte della nostra esistenza, ma fra non molto il Mekong finirà ed allora, una volta giunti al mare, saremo veramente nelle mani degli dèi. Annie. Stupore! Quando mi sono svegliata questa mattina non credevo ai miei occhi. Ho dovuto stropicciarmeli più volte per meravigliarmi di questo, di fronte a questo spettacolo, a quella enorme distesa d'acqua. Ovunque guardassi davanti a me vedevo solo acqua. Acqua dappertutto, dunque è questo il mare, ho pensato. È questa la paura che attanaglia mia madre. Sì, in effetti tutta quest'acqua toglie il respiro. Al confronto la nostra barca sembra una piccola cosa, ci si sente sperduti di fronte a questa vastità. Guardando in lontananza vedo i pesci che guizzano sulla superficie argentata del mare, mentre l'odore salmastro penetra in profondità nelle narici. Mio padre dice che dovremo navigare ancora un giorno per arrivare all'isola che cerchiamo. Non so come faccia a orizzontarsi, con le scarse informazioni che ha ricevuto e sempre nella speranza che siano veritiere, ma confido nella sua capacità di governare la barca. Non l'ho mai visto così triste. Mia madre, invece, prega costantemente. Non abbiamo parlato molto durante questo viaggio. Ognuno affronta la situazione a modo suo. Navighiamo prigionieri nei nostri silenzi, scrutandoci per indovinarne i pensieri. Sembra quasi che il suono della parola possa in qualche modo spezzare un incantesimo. Mio padre si sente responsabile per noi, mia madre ha delegato questa responsabilità agli dèi. Da parte mia, invece, ho semplicemente fiducia in loro. Su di noi aleggia la speranza,
Anche su mio padre, ne sono certa, perché quando la vita ti ha messo a nudo e ti ha spogliato di tutte le tue certezze, per ricoprirti resta solo il saio della fede. Sull'isola che andiamo cercando, i frati francescani hanno costruito una missione. Ci hanno consigliato di rivolgerci a loro per l'aiuto che necessitiamo, perché, pur essendo di un'altra religione, il loro è un Dio misericordioso. Chissà se questo Dio o questi frati sapranno curare anche la mia malattia. Dall'acqua è nata la vita, mi ricordava mia nonna. Sento l'acqua scorrere tra le dita e mi chiedo quanti, come noi, avranno affrontato viaggi simili. Il tempo e gli dei saranno stati clementi con loro, o il mare in burrasca li avrà voluti per sé? Questo mare all'apparenza calmo, cosa nasconde nelle sue profondità? Quante storie non raccontate, quanti amori perduti, quante vite spezzate. Quest'acqua capace di generare sa anche richiedere pesanti tributi. Non me ne sono accorta perché persa nei miei pensieri, ma il tempo è cambiato, il mare adesso è agitato e mio padre è preoccupato. Lo vedo scrutare l'orizzonte alla ricerca di una soluzione. Ad un tratto lo sento sussurrare: "Eccola!", quasi timoroso di quello che ha visto. In lontananza, sulla scogliera, noto un campanile con una croce. È l'isola che stiamo cercando. Puntiamo la prua in quella direzione. La barca adesso fende le onde che cozzano contro il legno, bagnandoci ripetutamente. Non manca molto, dobbiamo resistere, possiamo solo pregare, affidarci a quel Dio misericordioso che non conosciamo. Mio padre è aggrappato al timone e mia madre cerca di legarmi all'albero della barca per evitare che io cada in mare. Ad un tratto un'onda, più imponente delle altre, ci sommerge. Quando ci riprendiamo, mia madre non c'è più. L'urlo nero che mi sale in gola squarcia il cielo come una saetta. La cerco ripetutamente con gli occhi ma non la vedo. Altre onde ci sommergono finché ad un certo punto ci areniamo con violenza sulla riva. Mio padre è stato sbalzato a qualche metro dalla barca. Io sono ancora legata all'albero. Persone premurose ci soccorrono, parlano una lingua che non conosco. Penso che ci abbiano visto dall'alto della scogliera e siano corse ad aiutarci. Qualcun altro arriva indicando un punto lontano da noi. Non capisco cosa stia dicendo perché mi sento debole e in quel momento perdo i sensi. Mi sono svegliata. La persona che mi accudisce dice che ho dormito 2 giorni. Chiedo di mio padre e mi risponde che sta migliorando. Si è fratturato un braccio nella caduta. Volto la testa al sole che entra copioso dalla finestra ma che non riesce a scacciare la mia malinconia. Non sento quello che mi viene detto e solo quando viene ripetuto realizzo che sta parlando di mia madre. Il mare l'ha spinta sulla spiaggia lontano da noi. Non riesco a immaginarmi come sia riuscita a sopravvivere alla furia delle onde. Forse gli dèi hanno ancora bisogno del suo incenso e delle sue preghiere. Ringrazio questo Dio misericordioso che ci ha permesso di arrivare qui per ricominciare a sperare. Perché abbiamo avuto paura? Forse non avevamo abbastanza fede. Grazie Francesca, grazie Simona. Siamo arrivati a premiare il primo classificato che è Irene Mancini. Vi sarete resi conto che i brani che stiamo ascoltando costituiscono un'occasione preziosa di riflessione per noi adulti. Tutti i vincitori sono stati premiati per l'originalità dei loro elaborati, che sono scritti con una proprietà di linguaggio e una correttezza morfosintattica che testimonia creatività e rigore. Quindi io mi sento davvero di dire grazie a Federico, Francesca e Irene a nome della giuria e grazie ai loro insegnanti che li hanno preparati. Allora. Il primo premio va a Irene, il protagonista del suo racconto è Elia, un ragazzo molto solo. A scuola studia Leopardi e un giorno, inaspettatamente, il poeta viene in suo soccorso per aiutarlo a riflettere sul senso della vita. Il primo premio va ad Irene per la capacità di rielaborare quanto studiato su Leopardi in modo originale e di ricordarci come un libro possa cambiare la vita. Grazie Irene.
Elia era sempre stato un ragazzo molto solo. Ogni giorno la madre lo svegliava con un bacio sulla fronte, gli stringeva la mano e lo rassicurava dicendogli: «Non ti preoccupare tesoro, oggi sono sicura che troverai qualcuno con cui giocare». 12 anni passati in solitudine non si può dire fossero stati una passeggiata. Elia, dopo scuola, andava quasi sempre in ospedale. È qui che aveva passato gran parte della sua vita. I dottori, vedendolo, gli sorridevano, come faceva la mamma la mattina. «Allora, siamo pronti?» Elia annuiva con il capo, anche se la sua mente era altrove. E così iniziava la dialisi, un processo delicato che non lo aiutava in alcun modo a trovare degli amici. Quando passava per i corridoi, la gente non lo prendeva in giro, non lo guardava nemmeno. Elia avrebbe 1000 volte preferito essere quello preso di mira. Non importava quanti sgambetti, pugni, scherzi, purché fosse considerato. Un noiosissimo lunedì mattina, durante l'ora di letteratura, il professore entrò in classe e disse con l'aria di uno che doveva dare una grande notizia: «Aprite il libro a pagina 284, oggi inizieremo Leopardi». «Leopardi?» si chiese Elia. In poche occasioni aveva sentito parlare di leopardi, ma una cosa l'aveva capita: non era proprio stato baciato dalla fortuna. Sospirò, del resto neanche lui lo era stato. Si dice che il tempo passi in modo più veloce quando ti diverti. Beh, per Elia il suono della campanella arrivò molto prima di quanto se lo aspettasse. Il resto delle ore scolastiche le passò guardando fuori dalla finestra. Era possibile che lui e Leopardi si assomigliassero così tanto? 2 gocce d'acqua, pensò per tutto il tempo. Quando anche l'ultima ora finì e il tanto sospirato suono della campanella arrivò, Elia sistemò tutti i suoi libri e si preparò per affrontare altre 4 ore di esasperanti dialisi. Mentre camminava per strada, destino volle che il suo sguardo fosse catturato dalla vetrina di una libreria, al cui interno si trovava un libro intitolato Raccolta delle poesie di Giacomo Leopardi. Sembrava che quel libro avesse stampato a caratteri giganteschi la parola «Prendimi». Elia, dopo un po' che ne osservava la copertina, non poté più resistere. Entrò nel negozio e spese gli ultimi spiccioli che gli rimanevano. Durante il viaggio in metropolitana non fece altro che guardare il ritratto di Leopardi in copertina. Appena arrivato in ospedale, sistemò in sala d'aspetto e si iniziò a sfogliare alcune pagine del libro. Trovò curioso e interessante tutto ciò che lesse, ma il viaggio era stato lungo ed era piuttosto stanco. Così chiuse gli occhi e si addormentò. Quando Elia si svegliò, non riusciva a capire che cosa stesse succedendo. Le luci erano spente e la stanza, che fino a poco prima era piena di gente, adesso era vuota. «Ma per quanto ho dormito?» pensò un tantino confuso. Dopo un po' che si girava intorno in cerca di qualche dottore, Elia notò una luce provenire da una stanza. La porta era scostata di poco, ma riusciva ugualmente a intravedere quello strano bagliore che gli illuminava gli occhi. Che cos'era? Decise di scoprire cosa si celava dietro quella porta. Chissà, magari avrebbe trovato qualcuno capace di dargli spiegazioni. Aprì la porta ed entrò nella stanza. Ancora oggi Elia non riesce a capire se ciò che vide quel giorno sia stato semplicemente frutto della sua immaginazione oppure no, se stesse ancora sognando o se fosse sveglio, come un orso dopo il letargo. Credette di aver urlato a squarciagola: «Ma che diavolo!» Invece non disse nulla. Rimase immobile a bocca aperta per un minuto davanti al fantasma di Giacomo Leopardi, che lo osservava, completamente circondato da un'intensa luce bianca. Per un momento Elia pensò di essere morto e che Dio fosse venuto per accoglierlo in paradiso. Non riusciva a capire che cosa stesse succedendo. C'era una spiegazione logica a tutto ciò e si trattava quindi solamente di uno scherzo, oppure Leopardi era realmente venuto a fargli visita dall'aldilà per dirgli qualcosa. D'altronde non c'erano lampade in quella stanza
e il viso della figura che gli si presentava davanti era tale quale al ritratto che c'era in copertina sul suo libro. Dopo qualche secondo di smarrimento, insicurezza e paura, chiese con un filo di voce che gli rimaneva in gola: ma che sta succedendo? Posso aiutarla, signor Leopardi? Elia si sorprese di aver pronunciato quelle parole senza perdere i sensi o sembrare ridicolo, ma la risposta che ricevettero le sue orecchie suonò ancora più strana. Non ti sembra ridicolo, ragazzo, che nell'aldilà non ti servano nemmeno un po' di tè? Saranno 2 secoli che non ne bevo un goccio. Che cosa significava? Quello era davvero Leopardi che conversava dopo anni dalla sua morte. Mi scusi, ma lei è qui per... domandò Elia con l'aria di uno che sogna ad occhi aperti. Oh santo cielo, me ne ero scordato. Per chi sono qui? Sono qui per te, Elia. Non riusciva a credere a nessuna parola che udiva. Per quale motivo Leopardi sarebbe dovuto uscire dal suo lungo riposo per lui? Che sapesse il suo nome non lo stupiva molto, dopotutto un fantasma avrebbe potuto sapere qualsiasi cosa su di lui. Vedi Elia, quando a scuola il tuo professore ha iniziato a raccontare della mia vita, entrambi abbiamo avuto un balzo al cuore, così simili, soli, non considerati. Elia, tutto questo tu lo puoi evitare, hai cervello e volontà da farti abbastanza forte per un esercito di ragazzi con cui giocare tutti i giorni. La solitudine non diventa mai amica, è qualcosa che vuole solo consumarti. Leopardi si fermò a fissare il vuoto come fosse preso da un senso di rimpianto. Ormai Elia non aveva più paura, era solo curioso di ciò che sarebbe successo. Elia, sono stato capace in vita di trascrivere la mia solitudine attraverso pagine che hanno fatto il giro del mondo. Questa sera vorrei presentarti 3 famosi personaggi presenti nelle mie opere. Ognuno di essi ti racconterà quanto valga vivere pienamente ogni giorno, sapendo che la vita è un grande dono e una volta persa è irrecuperabile. Detto ciò, Leopardi scostò il mantello dorato che lo avvolgeva e da quella piccola fessura ne uscì una bellissima ragazza, ornata di lucenti perle che le ricadevano sull'abito bianco. Buongiorno, signorino Elia. Io sono, o per meglio dire fui, Silvia. Hai letto poco fa la poesia che Giacomo mi dedicò dopo che la triste morte mi strappò con forza dalla mia breve vita. In gioventù io fui ciò che di me oggi senti parlare, preziosa, delicata, come una gemma pura. Nessuno osava immaginare quanto fossi capace di urlare. Io ti auguro di vivere quanto più a lungo possibile per poter sperimentare tutte le delizie e le avventure che la vita ti offre. Io ti auguro la gioia, perché è così che ti deve sentire anche quando il sole non splende più. Ci fu una piccola pausa e poi Silvia riprese dicendo: allora addio mio prode amico, non ti scordare delle parole di cui ti ho fatto dono. Dopodiché Silvia ritornò da dove era uscita. Leopardi domandò a Elia: ti è chiaro? Sii gioioso quanto più è possibile per un uomo e sorridi ogni giorno a ciò che Dio ci ha fatto in dono, la vita. Elia mosse il capo per mostrare che aveva ricevuto il messaggio. Dopo qualche secondo in cui i pensieri e le parole si intrecciavano, disse: chi incontro ora? Ormai la paura l'aveva completamente abbandonato. Ora incontrerai il mio giovane compagno di disavventure, il mio caro passero solitario. Mi raccomando, quando lo conoscerai, evita il più possibile di incrociare il suo sguardo. Non ama essere fissato. Leopardi scostò un'altra volta il mantello dorato, da cui uscì il passerotto più strano che Elia avesse mai visto. Le piume sporche rivolte verso l'alto, un'aria disordinata, totalmente differente dalla dolce ragazza che aveva conosciuto poco prima. Che guardi, disse il passerotto, posatosi sulla spalla di Leopardi. La vuoi sentire la mia storia o no?
Elia annuì in modo imbarazzato, distorgendo lo sguardo altrove. Ebbene, io, come puoi aver letto, fui un passerotto molto solo. Non ti ricordo nessuno? Elia sapeva benissimo cosa intendeva, ma fece finta di non capire. Io, come stavo dicendo, mi sono preso beffa della felicità. Avrei potuto essere un passerotto normale, accasato e contento, sistemato, ma la paura mi ha frenato troppe volte. Non è per volontà che rimanevo solo a fischiettare su un campanile isolato. Lo sappiamo tutti che il primo passo è sempre quello più complicato. Da bambini, quando si impara a camminare, si impara anche a cadere, ma niente ci impedisce di rialzarsi più sicuri e capaci di prima. Il dolore fa parte della vita. Esso è come una cena. All'inizio la mamma ti serve un'insipida minestra di verdure, mentre alla fine ci sarà la tua meritata fetta di torta. Vedi, ogni dolore è seguito da un momento di gloria. Non lasciare che un'insipida minestra ti distolga dalla tua fetta di torta. Dopo aver volato un po' per la stanza, il passerotto riattraversò le vesti di Leopardi, lasciando il posto all'ultimo personaggio, l'islandese. Quest'ultimo era vestito come un ricco borghese dell'Ottocento. La sua aria era tanto altezzosa quanto i vestiti che portava. Sorrise a Leopardi e poi si voltò verso Elia. Allora sei tu, Elia. Bene, allora iniziamo. Io sono l'islandese. Non ho idea se tu conosca o meno la mia storia. Nel secondo caso devi sapere che, come quelli arrivati prima di me, la mia storia è triste e infelice. Io volevo scappare dall'Islanda, da casa. Non capivo che i problemi andavano affrontati per abbatterli. La mia storia finisce in modo macabro e violento, come pena per i miei errori. Il mio augurio per te, Elia, è quello di avere forza per lottare per ciò che ti sta a cuore, coraggio per non voltarti mai indietro e speranza. Mi raccomando, non dimenticare di avere speranza nei giorni di tempesta. Quando anche l'islandese se ne fu andato, Leopardi concluse l'incontro con il suo giovane amico. Questa visita volge al termine, Elia. Ho fiducia che i miei 3 amici ti abbiano trasmesso il giusto messaggio. Detto ciò, Leopardi prese la mano di Elia per consegnargli qualcosa. La luce si faceva sempre più intensa, la figura più sbiadita. Elia si svegliò di soprassalto. Era ancora nella sala d'attesa dell'ospedale e l'infermiera aveva appena fatto il suo nome. Pensando di aver sognato per tutto il tempo, scese dalla sedia, portandosi dietro il libro di Leopardi. Prima di iniziare la dialisi, un'infermiera lo fermò, dicendogli: «Aspetta, ti è caduto questo», e consegnò a Elia un bigliettino dorato sul quale c'era scritto: «Non dimenticare di navigare libero e a piene vele in questo mare aperto. Il tuo amico G.L.» Elia si girò di scatto, ma non trovò nessuno. Grazie Irene. Abbiamo pensato di completare la premiazione con alcune menzioni speciali anche a testimonianza ulteriore della qualità degli elaborati ricevuti. Quindi premiamo come menzione speciale l'elaborato di Gloria Colpani. Premiamo con una menzione speciale anche Anna Moratti.
sezione giovanissimi era poi prevista la possibilità per i ragazzi di portare anche un disegno a completamento del proprio elaborato e abbiamo analizzato con interesse anche questi disegni e abbiamo pensato di premiarne 2 in particolare. Quindi la menzione speciale per il disegno a Taglia Luis Sangalli. Sempre per i disegni Gabriele Amadeo. Prima di passare alle sezioni superiori, in fondo c'è Elena. Perfetto, allora in realtà mettiamo a metà un fuori concorso perché vorremmo premiare la più piccola partecipante al nostro concorso che si chiama Elena Mazza. Elena con i suoi 8 anni ha voluto contribuire al nostro concorso raccontando di come si è immaginata il futuro. Una storia in cui la generosità di 2 bambini che si chiamano Alice e Francesco e la gratitudine di una gallina e di una mucca salvano la famiglia di pescatori e permettono a tutti di vivere felici e contenti. Possiamo passare alla sezione giovani. Chiedo a Daniela Ornaghi, in rappresentanza della giuria, di introdurre i premiati. Gli altri giurati di questa sezione sono stati Giuseppe Giovanelli, sono stati Laura Casirati, Maria Luisa Galli, Daniele Leoni e Giovanna Tarenghi. Premiamo come terzo classificato Giuditta Carpio. La forma del saggio breve gestita con sapienza e cura, la capacità di trovare fonti letterarie di diversa epoca e respiro, di metterle in dialogo con noi nel presente. Le fonti citate non erano una dotta citazione, sono state spunto e ricchezza per permettere una riflessione che è diventata personale. L'uomo che per conoscere se stesso oggi guarda i grandi che lo hanno preceduto è la motivazione che Giuditta stessa ha espresso. In questo tuffo nel passato ha nuotato per arrivare a noi. Filo conduttore del suo saggio è una soddisfazione indice di precarietà che non permette pace, anzi costringe a mettersi in moto per cercare la salvezza. Brigantino, galeone, caravella, qualsiasi sia lo strumento, l'uomo non può rinunciare al desiderio di raggiungere l'orizzonte. Questo è quello che ho scritto. A voce aggiungo che molti ragazzi hanno svolto la prova nella forma del saggio breve. Il saggio breve non è un racconto e quindi probabilmente sarà anche una sfida per la nostra lettrice. Il saggio breve ha dimostrato che tanti ragazzi hanno davvero pensato a quello che hanno studiato e l'hanno rivisitato in chiave personale, davvero lasciandosi interrogare. Questo è quello che maggiormente ha convinto la giuria, ha meritato il premio, ma meritano una menzione tutti quelli che hanno svolto questo tipo di prova e li ringraziamo in quanto giuria. Grazie. Io, come molti, mai mi sarei potuta aspettare di trovarmi dentro ad una situazione come quella attuale. La spagnola, la peste bubbonica, possibilità lontane migliaia di chilometri da me. E invece eccoci qui, ancora più in dubbio, costretti a considerare l'onda d'urto che questa pandemia avrà sul breve e lungo termine,
su noi, sulle comunità, sul mondo intero. È un momento davvero delicato per tutti, un periodo di prova che ha lasciato ferite non sempre rimarginate e forse nemmeno sempre rimarginabili. Comunque sia, è necessario accorgersi che, per quanto frutto di un insegnamento drastico, non è stato questo Covid-19 a rendere incerto il nostro futuro. È stata solo l'ennesima occasione grazie alla quale ci è stato possibile ricordarci della caducità cui siamo destinati. Ho sempre ritenuto assolutamente affascinante notare come tante riflessioni che possiamo fare noi oggi trovino un'eco fortissima in pensatori e scrittori più o meno antichi, lontani da noi in spazio e tempo. Questa curiosità mi spinge a cercare all'interno dei libri che leggo, dei film che guardo e delle canzoni che ascolto frasi e citazioni in cui posso immedesimarmi o dalle quali posso trarre ispirazione e insegnamento nell'analisi del quotidiano. È molto più facile poter riflettere guidati da chi è nettamente più abile di me, piuttosto che navigare in ignoranza ed incertezza da sola. Ed è proprio di questa fantomatica incertezza che oggi cerco traccia. Seguendo quindi il filo di questo pensare per citazioni, è possibile osservare come sia comune in molti scritti, la metafora dell'incertezza come una difficile navigazione. Il filosofo latino Seneca, vissuto tra il 4 a.C. e il 65 d.C., così considera la vita e la morte. Se vuoi credere a coloro che penetrano più profondamente la verità, tutta la vita è un supplizio, gettati in questo mare profondo e tempestoso, agitato da alterne maree, e che ora ci solleva con improvvise impennate, ora ci precipita giù con danni maggiori dei presenti vantaggi, e senza sosta ci sballotta. Non stiamo mai fermi in un luogo stabile, siamo sospesi e fluttuiamo e urtiamo l'uno contro l'altro e talvolta facciamo naufragio, sempre lo temiamo. Per chi naviga in questo mare, così tempestoso ed esposto a tutti i fortunali, non vi è altro porto che la morte. L'autore, nel tentativo di consolare l'amico Polibio, triste per la morte del fratello, cerca di convincerlo del fatto che la morte non sia un male, attenendosi alla dottrina stoica cui Seneca aderisce, seppur mantenendo un atteggiamento indicativamente eclettico, ricorda che in una vita che è per sua natura un mare profondo e tempestoso, l'unica speranza di salvezza e di pace è da cercarsi nella morte. È un'opinione abbastanza negativa della vita, alla quale è da preferire la morte come cura dall'insicurezza che deriva dall'esistenza. Vivere è navigare in mare aperto. Da principio siamo costretti a farci trascinare dalla corrente, instabili, su di un piccolo pezzetto di legno, appena sufficiente a galleggiare. Raggiunta poi una prima isola di certezza, riusciamo ad assemblare una zattera, ancora estremamente precaria. Ecco poi un'altra isola, e via con uno scafo, poi un'altra, una scialuppa, un'altra, una goletta, e così via, brigantino, galeone, caravella. Alle volte riusciamo a costruire un grande vascello, con l'albero alto a toccare il cielo e le vele che, salde, affrontano i venti da nord, da sud, 40 ruggenti e 50 urlanti. Ci si illude di aver trovato una vera sicurezza, stabilità, niente che possa scalfirci, e poi, dal nulla, un monsone, un'onda anomala. 3 volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso, e la prora era in giù come altrui piacque, infin che il mar fu sovra noi richiuso. Così è condannata la tracotanza di Ulisse, che desidera arrivare dove non è concesso all'uomo. Questo è quello che accade a noi. Veniamo sconvolti, non ci rimane più nulla. Alle volte siamo salvi per miracolo, e quando è così, non resta altro che ricominciare a cercare. Socrate trova la soluzione delle sue incertezze affermando che l'unica cosa di cui poteva essere certo era quella di non sapere. Prendendo le distanze da qualunque forma di affermazione categorica, non a caso sceglie di non scrivere nulla, scrivere significa necessariamente asserire a qualcosa e pensare che sia degno di essere scritto, nega le possibilità di raggiungere altra consapevolezza oltre a quella di non poter conoscere. Certo, prima o poi di qualcosa si arriva pure a essere sicuri. Certe realtà non possono essere negate.
Al tramonto segue sempre un'alba. Fondamentalmente, però, del domani non c'è certezza. Anche qualora organizzassimo con dedizione maniacale anche soltanto una giornata delle nostre, ci troveremmo ad avere a che fare con mutazioni, inconvenienti, sorprese, in una parola, incertezze. Il fatto è che il quotidiano dipende dagli incroci, con quelle di altri 7 miliardi di persone, con creature viventi e non, condizioni atmosferiche, sentimenti, incidenti di percorso, dubbi. Ce l'ha ben mostrato l'anno passato, questo fatidico 2020, finito il quale si pensava tutto sarebbe cambiato. Il Nor'easter Covid-19, una tempesta perfetta da 1891, ha ridotto in briciole anche l'ultima parte della barchetta costruita da molti con fatica ed edizione. Si brancola nel buio, si galleggia per miracolo. Cosa ne sarà del prossimo futuro? Unica cosa di cui possiamo essere certi è che abbiamo ancora da vedere quali ne saranno le conseguenze. La vita dei più non è che una continua battaglia per l'esistenza, combattuta con la certezza della sconfitta finale. La vita stessa è un mare pieno di scogli e di vortici ai quali l'uomo cerca di sfuggire con massima prudenza e cura, pur sapendo che, anche quando riesca con sforzi e precauzioni di scamparne, si avvicina ad ogni passo, anzi vi dirige in linea retta il timone, al totale, inevitabile, irreparabile naufragio, la morte. Queste le parole di un filosofo del XIX secolo, Arthur Schopenhauer, filosofo del singolo, ideatore di una filosofia profondamente pessimistica, per cui tutto è governato da una realtà crudele. Non a caso utilizza anch'egli l'immagine di un mare inclemente e rabbioso. Ancor più tragicamente di Seneca, l'approdo di questo inevitabile naufragio è la morte. È una sostanziale mancanza di speranza nella vita, di chi si trova a pensare che tutto ciò di cui possiamo essere sicuri è che ci sarà una nuova sofferenza, incertezza senza risoluzione. Un'altrettanto grande mancanza di speranza la troviamo nel poeta italiano contemporaneo del filosofo Giacomo Leopardi. Profondamente materialista, sostiene l'impossibilità di leggere un significato nel dolore e nel male del mondo. In questa esistenza indefinita, però, ci affida il dovere di continuare a cercare anche quello che si sa, o meglio, crede, non esserci. Con una sorta di reinterpretazione moderna della massima socratica, sostiene che più cose sappiamo, meno conosciamo. Infatti, si limita la facoltà immaginativa, quella stessa imprescindibile facoltà che gli permette di immaginare il mondo oltre la siepe dell'infinito. L'impossibilità di conoscere tutto è alla base dell'insegnamento di Cristo, per cui solamente i bambini entreranno nel regno dei cieli. Bisogna vivere ogni giorno come il primo, con lo sguardo di chi non ha pregiudizi, di chi è ancora aperto al miracolo dell'esistenza. Accedere in una dimensione sublime per cui anche l'impossibilità di conoscere la grandezza infinita dell'universo porta piacere. Ancora diversa è la posizione di Alessandro Manzoni. Nell'Ode del 1821, il 5 maggio, in occasione dell'arrivo della notizia della morte di Napoleone, ne ricorda la parabola della vita. Il successo, la disperazione, la salvezza della valida mano di Dio che viene dal cielo. Mai si sarebbe potuto immaginare che un condottiero, un imperatore autoritario come lui, potesse in poco precipitare in un baratro. Tale repentinità è descritta dallo scrittore nel primo verso di 2 strofe successive. E si nomò e sparve. Egli si autoproclamò imperatore e poi venne condannato all'oblio in un solitario esilio sull'isola di Sant'Elena. Aggrappandosi alla notizia del possibile avvicinamento alla fede di Napoleone, Manzoni ricorda la vicenda umana del grande personaggio storico e quella di gran parte dei suoi personaggi, fra cui Renzo e Lucia, ma anche Adelchi e la sorella Ermenegarda, alla luce del Dio del Magnificat, che esalta gli umili e rovescia i potenti. L'uomo ha il dovere di agire sul mondo e sulla sua vita, ma solo quando accetta di seguire il progetto della provvidenza agisce secondo giustizia e comprende il significato delle cose. In Poesia in forma di rosa del 1964, Pierpaolo Pasolini dice che manca sempre qualcosa, c'è un vuoto in ogni mio intuire ed è volgare questo non essere completo. Non conosciamo mai abbastanza e non ci basta mai nulla, è però
questa una condizione che è in sé profondamente affascinante. Solo la perpetua insoddisfazione e il desiderio di qualcosa di ulteriore ci tengono in vita, perennemente in ricerca. Ci spingiamo a scoprire, indagare, sperimentare. Abbiamo bisogno di mantenere accesa questa curiosità, l'attesa di un ritorno. Vegliate, perché non sapete né il giorno né l'ora. E ora che è impossibile esplorare il mondo, anche nel senso più letterale del termine, in questo momento ancora tanto difficile e incerto, sfruttiamo l'occasione per navigare negli altrettanto profondi meandri della nostra mente e del nostro cuore, perché le tempeste arrivano anche da dentro di noi. Eppure, tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare. In fin dei conti, che si pensi che la morte sia l'unica soluzione o che solo in Dio si possa trovare una risposta o che questa risposta sia impossibile da spiegare ma sempre da cercare, è necessario cogliere l'invito del quotidiano a preservare e sconfiggere le paure. Bisogna viaggiare sulla nostra barchetta, grande o piccina, cavalcare le onde e raggiungere la meta. Navigare verso il proprio limite, costi quel che costi, e superarlo. Ed ora portatemi quell'orizzonte. Grazie Giuditta. Premiamo la seconda classificata, Noemi Formenti. Un corpo naufragato in un'acqua gelida incontra una mano che potrebbe riportarlo alla vita. Così l'anima di una persona incontra la fede. Essa è la mano che si può afferrare. Ma è vera questa mano o si tratta di un'illusione? La disperazione può essere trasformata in speranza. È possibile davvero dare quel colpo di reni che ci permette di togliere il braccio dall'acqua e di sollevarlo fino ad afferrare la mano tesa sopra di noi? Questo racconto ci porta all'interno di un dialogo interiore intimo e profondo. Dialogo che ognuno di noi probabilmente conosce e attraversa quando prova a decidere della propria fede e della propria vita alla luce della fede. È proprio questo tema del dialogo interiore, questa ricerca vissuta in mezzo al continuo rischio di un naufragio, che ha colpito la giuria e ci ha fatto mettere il tuo elaborato Noemi al secondo posto. Grazie per averci aperto il tuo cuore. Mi sento come in mare aperto. Io, con tutte le forze che mi rimangono, mi sto aggrappando al bordo di una misera zattera. Mi sto tenendo forte con tutta me stessa, impaurita. Mi trema il cuore, sembra esplodere da un momento all'altro. Urlo in silenzio, nessuno mi riesce a sentire. Tutto mi crolla addosso. Sto forse naufragando, ma all'improvviso una mano. Cosa vuol fare? Annegarmi? Ho paura. Si sta avvicinando sempre più al mio corpo stanco, in bilico tra la zattera e le profonde acque del mare. Ed ora cosa faccio? Non so se fidarmi. Magari mi vuol fare del male. Sono indecisa. Dai, mi fido, altrimenti non potrò mai sapere dove mi voglia portare la vita e cosa quella mano possa fare per me. Non saprò mai il perché di questa disgrazia che mi sta rovinando la vita, imprigionandomi negli abissi della paura. Dai, devi solo fidarti. Non tutto il mare del mondo è male nel mondo. Non fidarti sempre di ciò che ti dice la gente. Dove è ora la mano? Oh no, si sta allontanando da me. Forza, fai un piccolo saltino per afferrarla. Non perdere tempo, magari non ne avrai più. E rimarrai sempre in questa stessa e medesima condizione, in bilico fra la vita e la morte. Finalmente l'ho presa, l'ho afferrata. Ora, grazie al suo aiuto, sono quasi interamente sulla zattera.
ultimo sforzo, dai, resisti. Stringi i denti e vedrai che ciò che di bello questo viaggio ha da mostrarti. Sono appena salita sulla zattera ed ora il mio corpo non è più bagnato dalla gelida acqua del mare che inchioda il mio corpo, ma piano piano soffoca anche l'anima. Devo solo pensare a riprendermi, così potrò continuare questo viaggio, ma sola, in mezzo a questo mare, la testa si fa pesante e i pensieri frequenti non mi abbandonano mai. La mia mente sembra coglierne uno nuovo ad ogni minuto ed ora sta raggiungendo la capienza di un hotel per famiglie. Sta diventando così insopportabile, chissà dove arriverò. Riuscirò mai ad incontrare di nuovo i miei amici, la mia dolce famiglia? Che strana però la vita. Prima tutto ciò era quotidianità e non ci facevo nemmeno caso. Non facevo nemmeno caso ai loro incontri, alla loro presenza. Ed ora che sono qua, dispersa nel mare e in me stessa da solo 2 giorni, perché sento la loro rumorosa mancanza fin dentro le mie deboli ossa, consumate dal dolore e da questa solitudine? Nonna, sai, mi mancano i tuoi sorrisi. Vorrei averti con me in questa tempesta. E pensare che prima non amavo andare a scuola, mi lamentavo di continuo per la stanchezza e per il carico eccessivo di studio, ed ora che non ho più tra le mani questo dono, vorrei soltanto abbracciare i miei compagni e urlare quanto mi manchi studiare. Che strana la vita e che stupida che sono. Come ho fatto a non apprezzare tutto questo mondo, tutta questa felicità? Ed è vero che le cose si apprezzano solo quando vengono perdute, forse per sempre. Davo per scontato ogni minima cosa, ed ora che mi trovo in mezzo a questo infinito mare, le cui acque sono fitte di lacrime e di un dolore innominabile, rimpiango tutto ciò. Scende la notte, la mia anima, lentamente e in punta di piedi, bussa alla porta del mio cuore fragile, ma ancora terribilmente rosso. Sta avendo paura anche lei, un dolore tale non l'ha forse mai provato nella sua breve vita. Credo abbia bisogno di aiuto. Il cuore, forte e dolce, le dice di non preoccuparsi e di avere fede, che il meglio deve ancora arrivare e che alla fine, dopo una lunga e violenta tempesta, arriva per tutti l'arcobaleno. Ma l'anima non ha ancora provato cosa significhi avere fede. Sembra una cosa sconosciuta. Anima, fidati, ascolta il cuore, ti sta consigliando la giusta strada da percorrere. Io, nel vorace buio della notte, a volte tremo e altre piango. Non so più che fare qua da sola, in mezzo a questo mare interminabile, a questo mare che sembra non finire mai. È tutto così strano. Questa notte sembra durare giorni e giorni. Questa notte sembra durare più di ogni altra. Non sarà che le tenebre sono la nuova luce del mondo? Che il dolore ormai ha vinto sulla gioia? No, ti prego, non può essere. Passa del tempo, passa tanto tempo, ma io non so quanto. Sembra non avere mai una fine. E io sono ancora sola in queste acque che gridano vendetta. Non vedrò mai più la luce. Non vedrò mai più il viso dei miei parenti, delle persone a me care. Sto perdendo la speranza. E poi, che giorno è? Che mese è? Sono confusa, mi sono persa. Sono immobile. Il mio corpo fatica a muoversi. Tutto ciò che mi circonda sta improvvisamente fermando. Ed io con questo. Sono paralizzata, muta di fronte a ciò. Dalla mia bocca secca di parole non esce più nemmeno un flebile suono. Muta di fronte alla vastità del male, alla grandezza della disperazione. Non parlerò mai più, non ce la farò mai. Sarà così per sempre. Io mollo. La mia vita mi sta facendo annegare in un mare mosso, con delle onde potenti che posano su di me, che mi tolgono il fiato. E solo io, solamente io in questo caso posso essere il mio salvagente, se solo avessi le forze.
Immobile mi sdraio sulla zattera e aspetto così la mia fine. È la mia scelta, è l'unica via possibile. Mi spiace solo di non aver vissuto come volevo, quanto potevo. Mi dispiace di non avere amato abbastanza, mettendo al primo posto il devo fare. Mi dispiace di non avere dedicato abbastanza tempo alle persone care. Sono terribilmente arrabbiato con me stessa per non avere detto abbastanza grazie nella mia vita. Guardo il cielo, muta, che a volte il silenzio parla più di 1000 parole. Fisso una stella, non avevo mai fatto in vita mia. Non avevo tempo. Guardo il cielo e finalmente, dopo giorni, respiro. Poi sento la mia anima che mi sussurra qualcosa con una voce trasparente. Ma a un certo punto la sento urlare a squarciagola con tutte le sue forze. Abbi fede. E così, non sapendo che cosa volesse dire, come si potesse provare ad avere fede, l'ho chiesto al cielo. E lui mi ha detto di guardarlo più spesso, di respirare forte e di seguire sempre il cammino delle stelle. Ed io, ancora un po' incredula, guardando il magico telo sopra di noi tra le lacrime, ho sussurrato: avrò fede. E la notte è diventata giorno, e il sole splendeva, radioso più che mai, quasi stesse aspettando da tempo quel giorno per mostrarsi così bello a tutti noi. Con il sorriso sulle labbra, viola per il freddo, ho guardato di nuovo il cielo e mi sono sentita terribilmente viva, mi sono sentita finalmente in vita. Presa dalla felicità ho iniziato a gridare di gioia e voltandomi ho trovato una bottiglia. L'ho presa in mano e ho notato che conteneva un pezzo di carta. Era come quelle dei film dei pirati. Tutta curiosa, ho svitato il tappo di sughero e in meno di 3 secondi speravo che qualcuno mi stesse cercando e che sarebbe venuto a prendermi al più presto. Magari quel biglietto l'aveva scritto mia mamma o forse mio papà. Fiduciosa, come mi sussurrava di essere la mia anima, apro la bottiglia. Sfilo il biglietto con fatica, è incastrato in modo perfetto e ho paura di spezzarlo, facendolo uscire. Controllo cosa c'è scritto, sono emozionata, è tutto bianco, non c'è nessuna scritta. Ma non è possibile, mi starò sbagliando, lo giro. Nulla, è veramente tutto bianco. E allora cosa me ne faccio? Improvvisamente arriva un'onda alta e schiumosa che si schianta contro la mia piccola zattera. Quest'onda porta con sé un tesoro, ma tu ancora non lo sai. Mi giro e controllo che il mare non si sia preso la bottiglia che contiene il biglietto bianco. Potrebbe tornare utile per la mia sopravvivenza. Mi giro e, sorpresa, c'è un'altra bottiglia verde con all'interno un biglietto. Mi sembra di sognare. Provo a aprire anche questa, nonostante io non mi voglia illudere, visto come è andata con la precedente. Srotolo il pezzo di carta un po' ingiallito e inizio a leggere curiosa e emozionata. Su quel biglietto vi è scritto amorevolmente, con una penna stilografica a inchiostro blu: non temere, il biglietto contenuto nell'altra bottiglia non è una presa in giro e nemmeno un errore. Ti è stato consegnato volutamente così, affinché tu scoprissi il bianco. Il bianco è il colore più difficile tra tutte le bellissime tinte che conosciamo. Però devi stare attenta. Il bianco può essere distruttivo, con lui non hai regole, non hai certezze. Può mangiarti da dentro e tu, non accorgendoti, continuerai a donargli ogni tua parte buona, che lui divorerà, in preda alla logica del consumo e del possesso. Il bianco è come un parassita, vive di te, si nutre facendoti star male, prendendosi tutta la tua vita, tutto il meglio della tua vita. Ti ridurrà a pura paura, a terrore, perché lui sa essere anche così. Sa essere l'ansia che ti logora la carne e non ti fa più respirare. Riesce a prendersi tutto, perché egli vive con le tue paure, con le tue incertezze che ti schiacciano ogni giorno. Ma tu promettimi che sarai forte, più forte di lui. Ma ricordati
che se lo conoscerai fino in fondo, il bianco potrà essere un tuo amico, il migliore fra tutti, e potrà darti una mano ad affrontare le sfide di ogni giorno e a rendere la tua vita magicamente unica. Perché il bianco può anche essere sintomo di libertà, quella che ti fa scorrere il sangue nelle vene. Può anche essere simbolo di opportunità. Il bianco è possibilità. Cerca di accogliere il bianco, fai di lui tuo figlio, anima della tua anima. Ora sta a te dipingere ogni cosa, colorarla a tuo piacimento. Ricordati di prenderti cura del bianco, delle sue nere tenebre che sono luogo di vita dei tuoi mostri più intimi. Prenditi cura anche di lui e ascolta la sua voce dolorante. Può darti di più di quello che pensi di ricevere. La vita ora è tua, è completamente nelle tue mani. Tocca a te scegliere cosa fare del tuo bianco e ricordati, abbi fede. Sorpresa e spaventata mi sono messa a piangere. Ed ora che ne sarà di me? Cosa conoscerò nella mia vita? Cosa mi schiaccerà e cosa mi farà sentire dannatamente viva e piena di energie? Non puoi saperlo, lo scoprirai solo vivendo. Non è davvero importante in chi e cosa credi, ma l'importante è crederci, è sentire quell'urlo di vita che ti chiama a sentirti vivo, ad essere forte e soprattutto ad avere fede. Stesa coi piedi in aria sulla zattera che è divenuta come una casa per me, ho guardato il cielo e non ero più sola. Facevo finalmente parte di una famiglia, facevo finalmente parte di un noi. E mi sono ricordata che quando tutte quelle domande mi lacerano la pelle, bruciando ogni pezzo della mia esistenza, devo solo guardare il cielo. Perché solo così riesco a respirare, perché solo così riesco ad avere fede. Grazie Noemi. E siamo arrivati all'ultima lettura, al primo premio nella sezione giovani. Premiamo con il premio Valentina Comotti. È un racconto compiuto, nell'ideazione pregevole, nella capacità di sovrapporre tempi narrativi, nel contenuto per un messaggio che viene a galla con chiarezza, pur senza essere invasivo né cattedratico. Il messaggio emerge come la condivisione di una persona che ha vissuto intensamente, tutto qui. Lessico, capacità descrittiva, correttezza, tutto resta in un fantastico equilibrio dall'inizio alla fine. Ricordi d'infanzia tenuti insieme da denti di leone. Stupisce in una ragazza così giovane questa profondità di rielaborazione. Quando la giuria si è trovata per discutere i vincitori, c'è stato un tafferuglio e ci siamo anche un po' accalorati nel decidere alcuni posti ed è stato bello e anche un buon segno perché vuol dire che gli elaborati pregevoli erano tanti. Ma quando abbiamo dovuto scegliere il primo non si è quasi parlato, era quello. C'è qualcosa di magico in questo racconto che porta dove vuol portare lui. E quando lo leggerete lo sentirete, porta alla felicità di chi ha vissuto un amore profondo. Il vento all'improvviso. La speranza non è la convinzione che una cosa andrà a finire bene, ma la certezza che quella cosa ha un senso indipendentemente da come andrà a finire. Václav Havel. Dovevo fare attenzione a non sporcare l'abito che mia madre mi aveva appena regalato. Chiusi gli occhi, inspirai profondamente, l'aria mi scivolò dentro, facendomi piacevolmente rabbrividire. La pioggia incessante dei giorni precedenti aveva lasciato sulla distesa verde grandi specchi d'acqua in cui si riflettevano le ultime nubi in fuga dal cielo.
I raggi del sole filtravano tra i rami spezzati dai fulmini e li indoravano. Infilai le galosce e la mantella sulle spalle, scesi a due i gradini della veranda e presi a correre per tutto il giardino, avendo cura di proteggere dagli schizzi di fango il vestito nuovo. Ogni cosa sembrava stesse riprendendo vita e l'erba si colorava di incantevoli sfumature. Il mio sguardo fu attirato istintivamente da un vecchio ulivo che la tempesta aveva lasciato indenne. Sotto la sua enorme chioma erano comparsi tanti piccoli batuffoli bianchi che tremavano al soffio leggero della brezza. Mi avvicinai adagio, temendo che ogni alito di vento potesse farli scappare. Quando fui vicina, mi accorsi che altro non erano che quei fiori bizzarri che inseguivo per ore durante i pomeriggi dell'infanzia. Erano molte primavere che non vedevo denti di leone. Mi chinai su uno di essi e lo fissai a lungo. Quanti ricordi udì dietro di me. La mano calda di mia madre si posò sulla spalla e la sua voce dolce e pacata riprese a parlarmi. Guarda, Alba. Colse uno di quei fiori e lo portò alle mie labbra. Soffia con delicatezza e osserva come si disperdono nell'aria i suoi semi. All'inizio paiono non volersi staccare dal ricettacolo, poi pian piano se ne vanno via, trascinati dal vento. Coraggio, prova! Me lo porse, avvolsi lo stelo tra le dita, con l'altra mano cercai di ripararlo, così da non dissiparlo prima del tempo. Lo guardai per pochi attimi e poi presi a soffiare. Sorrisi a mia madre. D'incanto tutto sembrò come allora. Lei con il suo vestito blu della festa e il cappellino sfizioso che papà aveva barattato con la sua pipa all'emporio della signora Bernard prima di partire. Io che rincorrevo con il retino i soffioni, cercando invano di intrappolarli, e Paul, seduto sotto il grande ulivo, a leggere di nascosto le ultime notizie dal fronte e a meditare sul futuro dell'umanità. Ora però eravamo solo lei ed io, a rivivere quel magico istante. I semi volteggiavano nell'aria, come se stessero danzando al ritmo di una lenta melodia. Seguì con lo sguardo quelle minuscole stelline bianche, finché scomparvero chissà dove nella luce del sole. «Mamma, dove stanno andando?» le chiesi mentre ci alzavamo entrambe da terra. «Lassù», mi rispose, indicando un punto nel vuoto. Non scorgevo nulla oltre la chioma del grande ulivo. I suoi rami coprivano il cielo e proiettavano lunghe ombre sul terreno. Non ero più una bambina, ma conservavo intatti lo stupore e l'ingenuità di quegli anni e mi incuriosiva ancora il destino di quei candidi ombrellini. Avrei voluto riafferrarli e riportarli nella mia mano. Ci sedemmo di nuovo l'una accanto all'altra. Non vedevo l'ora di riascoltare la storia di quei fiori. Quei semi, continuò con tono sommesso, compiono un viaggio molto lungo, ma nessuno di essi andrà perduto. Sorvoleranno il mare e supereranno le cime più alte. Incontreranno la pioggia e la tormenta, ma nulla li fermerà. E quel minuscolo paracadute bianco li proteggerà finché cadranno su un prato verde come questo e daranno vita ad un nuovo fiore, ancora più bello. E il vento non è loro nemico, perché li aiuta a trovare una terra fertile. Non riuscivo a staccare gli occhi dalle labbra di mia madre. Ogni parola che usciva dalla sua bocca entrava dritta nel mio cuore. Come il palloncino che sfugge di mano di un bambino. Lascia quest'ultimo con il naso all'insù, così il mistero di quei semi mi aveva rapita. Si sarebbero veramente salvati tutti quanti. Capii ben presto che non si trattava di una semplice lezione di botanica. Quel pomeriggio tutto sembrava speciale. Ci incamminammo in silenzio verso la veranda. Squillò il telefono e rimasi sola. Ne avrei approfittato per riprendere in mano il mio racconto. Erano ormai 3 settimane che non usciva una pagina da quella macchina da scrivere e il signor Leroy, l'editore del giornale del paese, era su tutte le furie. Battevo ritmicamente martelletti sul nastro inchiostrato senza riuscire a fissare sulla carta una sola idea. La mia storia era un punto morto e la mia carriera di scrittrice non sarebbe mai decollata di quel passo. Sentivo che i miei amati personaggi mi stavano abbandonando, annoiati dalla mia indolenza. Mi sedetti allora sull'altalena, lasciandomi cullare dal cigolio del seggiolino.
Una trottola di parole prese in quel momento girare nella mia testa. Distacco, destino, vuoto. Dei semplici denti di leone avevano evocato alla mia memoria concetti complessi, ricordi rimossi. Che nesso c'era fra di loro? Chiusi gli occhi e lasciai che la mia mente ricomponesse liberamente il puzzle. Dolore! Ecco la parola che mancava, quella che univa le altre. Era il dolore che avevo letto negli occhi di mia madre quando Paul si era staccato da noi per seguire il suo destino, lasciandoci dentro un enorme vuoto. Fui travolta da uno di quei fulmini che si erano abbattuti sulla casa la notte prima. Perché se n'era andato? Chi si era preso cura di lui? Mi alzai di scatto, ero pallida e tremante, le ginocchia mi cedevano sotto il peso dell'emozione. Troppo a lungo avevo rimosso l'immagine delle ultime ore insieme. L'avevo cancellata dal giorno in cui avevo visto mia madre vestita di nero, lei che indossava sempre abiti blu come i suoi occhi. La sua partenza aveva straziato il mio cuore e la mia mente aveva spezzato ogni legame con lui. Alzai lentamente lo sguardo davanti a me e li vidi, lì in mezzo al prato, loro due che si stringevano forte. C'ero anch'io aggrappata alle loro gambe, così piccola da non riuscire a cingerle. Paul se n'era andato, spinto da quel vento che disperde i soffioni, per unirsi alla resistenza e riportare a casa nostro padre. Era partito a mani nude, ma il suo zaino logoro era pieno dell'arma più potente che allora un uomo potesse avere: il coraggio, lo sprezzo del pericolo, la voglia di sfidare il mondo intero e un'insaziabile sete di giustizia. Sapeva esattamente cosa l'attendeva, ma doveva riempire il suo tempo, dare un senso al suo esistere. Per molti anni, ad ogni alba e ad ogni tramonto, fissammo la staccionata, sperando di scorgere le loro figure. Quando si affacciò alla veranda, mia madre mi trovò immobile, con lo sguardo dritto nel vuoto e il volto solcato dalle lacrime. Intuì la ragione di quella malinconia e riprese il discorso dal punto in cui il telefono l'aveva interrotta. Ogni essere umano, figlia mia, deve navigare in mare aperto prima di trovare la giusta rotta della propria vita. Per questo Paul se n'è andato. Non poteva continuare a nascondersi e fuggire così da se stesso. Non avrebbe sopportato la tempesta dentro di sé, il rimpianto per non aver seguito la sua anima. Ora, vai anche tu, Alba. Lo vedi il mare laggiù? Solo se saprai allontanarti dalla riva, riuscirai a scoprire nuove coste. Alza la vela e non farti mai intimorire dalle onde dell'oceano. Cavalcale e punta dritto al faro quando ti sentirai in balia di esse. Nulla di te andrà perduto. Il vento sospinge semi buoni nella buona terra. Prese le mie mani e le posò sulle sue guance fredde. Voleva sentire il loro calore. Usa il legno molto duro per la tua barca, continuò, ma non farla troppo grande, in modo da poterla governare con facilità nel mare in burrasca. Carica su di essa solo l'indispensabile per il tuo viaggio, troppo peso rischierà di farla affondare. Il tuo passato sarà la tua bussola, orienterà nella giusta direzione il tuo futuro. Fa tesoro di ogni istante della tua vita, vivila, respirala, stringi forte nel pugno ogni momento che ti regalerà, bello o brutto che sia. Assapora lentamente le gioie e non rincrescerti per i dolori che ti riserverà. Da essi trarrai il viatico per i giorni a venire. Staccai subito dal suo viso le mie dita. Ebbi paura, perché voleva che me ne andassi anch'io. Prendi il largo, Alba, ora che il mare è calmo e nell'aria è svanito per sempre l'odore di zolfo. Ogni nave deve avere un buon capitano e tu, mamma, sarai per sempre il mio. Figlia mia, sarei egoista se ti costringessi a partire gravata da questo peso, mi disse indicando se stessa. Io ho già raggiunto la meta del mio viaggio. Ho visto foreste dagli alberi altissimi, radure vestite di fiori profumati, mari azzurri e profondissimi. Ho amato una persona speciale, a due ho lasciato la mia vita. La guerra ha prosciugato le mie lacrime. Ora sono molto stanca, voglio riposare. Lasciami qui ad aspettare che Paul e tuo padre mi vengano a prendere. Non mi arresi al suo rifiuto. Corsi in camera da letto, rovestai sul fondo dell'armadio e trovai una vecchia valigia. Vi infilai dentro appena il necessario per tutte e due, comprese le mie inseparabili galosce.
Mi ripresentai sulla veranda, lei mi sorrise, alzò il capo verso il cielo e annuì, chiudendo gli occhi. Non v'è intesa più grande di quella di due sguardi che si parlano in silenzio. Aprì le sue braccia e mi lasciai avvolgere dal suo amore immenso. All'alba ci incamminammo verso il porto. Da lì ci saremmo imbarcate per raggiungere a New York una lontana cugina che ci avrebbe ospitate in attesa di ricominciare insieme. Era giunto il tempo per entrambe di riprendere la rotta. Io ero assetata di vita e lei una donna ancora piena di risorse. Troveremo quello che ci serve al momento giusto. Basterà solo guardarci intorno, mi disse prima di lasciare dietro di noi la porta di casa. Ero talmente entusiasta che non mi accorsi che in realtà non l'ha chiusa affatto. Ero felice di imbarcarmi con il mio capitano, avrei superato ogni tempesta con lei al mio fianco, ma non fu così. Al porto ci separammo per qualche minuto prima dell'imbarco. Mi disse per regolarizzare i documenti. Io la precedetti sul ponte di passeggiata e, come convenuto, attesi lì il suo arrivo. Attesi e attesi ancora. Al tramonto mi ritirai in cabina e iniziai a disfare il mio bagaglio. Non ebbi neppure la forza di piangere, avevo capito tutto. Ora toccava a me navigare sola in mare aperto. Avevo tutto ciò che mi serviva per affrontare l'ignoto, proprio come Paul. Avevo la forza dei miei sogni, il coraggio e la determinazione, avevo la gentilezza e la generosità d'animo che ti fa amare dal prossimo, la speranza che rende saldo il cuore e avevo anche il vento favorevole, la preghiera di mia madre che mi avrebbe accompagnata ovunque e per sempre. Carissima, soffierò su questi fiori affinché il vento della vita arrivi fino a te e faccia approdare la tua barca su lidi di sole. Sii un capitano prudente e saggio, ma non fermarti davanti a nuovi oceani. Studi attentamente le carte e tentali. Preferisci la rotta lunga e tranquilla a quella breve ma insidiosa. Nessuna tempesta sorprenderà la tua barca se saprai leggere in tempo i segni che il mare ti darà. Senti, figlia mia, il rumore delle onde che sbattono contro lo scafo. Accompagnano il ritmo del tuo cuore. Lascia che esso ti indichi il cammino da seguire. Rifletti sempre sul tuo passato. Vivi intensamente il presente. Costruisci giorno dopo giorno il tuo futuro. Per sempre il tuo vice capitano. Così ebbe inizio il mio viaggio. Un altro distacco, lo stesso vuoto e dolore. Ad unire me e quella donna così coraggiosa erano i denti di leone, quelli che ogni settimana metteva in una piccola scatola insieme alla sua lettera. Ero sicura di sentire il suo profumo ogni volta che ne soffiavo uno. Per 15 lunghissimi anni, ogni mercoledì mattina, il postino mi consegnava la sua missiva. Gli avevo spiegato che doveva maneggiarla con cura perché conteneva qualcosa di molto prezioso e delicato. Nel frattempo avevo realizzato il mio sogno ed ero diventata una scrittrice discretamente famosa. Ormai viaggiavo in mare aperto, dopo tanta fatica. Avevo ricevuto molte porte in faccia, anche da colui che avevo creduto l'amore della mia vita, e la mia strada era giunta spesso ad un bivio. Ma ero al timone della mia barca e avevo imparato a lasciarla guidare dal vento, dalla brezza e dalla tramontana, come lei aveva insegnato durante quella lezione di botanica. Avevo issato le vele al vento della speranza. Ora sono qua, seduta di nuovo sull'altalena della veranda. Sto aspettando che finiscano di sgomberare la casa. Dentro il tempo si è fermato. Sul tavolo ho preso la lettera che avrebbe spedito domani. Farò parlare di lei il mondo. Dirò di come un amore semplice e immenso sia l'unica certezza nel mare della vita e oltre l'orizzonte. Cade l'ultima lacrima. Le mie guance sono gelide come le sue. Una folata di vento libera nell'aria migliaia di ombrellini bianchi.
premiare con delle menzioni speciali altri 2 candidati. La prima è Aurora Naselli. E infine la seconda menzione speciale è per Pietro Bertoncello. Bene, siamo giunti alla conclusione di questa serata, davvero tutto, scusateci se siamo andati un po' lunghi, ma pensiamo sia stata una serata molto bella. Diverso dal solito. Diverso dal solito. Tra un paio di giorni comincia la zona gialla, si potrà tornare a teatro, al cinema, abbiamo avuto forse un antipasto qui, siamo tornati a parlare anche un po' di cultura, stiamo un po' insieme in sicurezza. Però sì, decisamente. Niente, non ci resta che ringraziarvi, chiedere se magari vi va di fermarvi per una foto con i ragazzi premiati e di nuovo grazie, ci rivediamo l'anno prossimo. Si può spoilerare l'edizione o non ancora? Si può spoilerare il tema o non ancora? Teniamo alta la suspense. Così guardare il sito, teniamo alta la suspense. Perché come sapete noi ci appoggeremo sempre al tema di Molte Fedi, che è molto bello, molto profondo, molto attuale. Però il 4 ottobre 2021 lanceremo la seconda edizione nel concorso letterario, per cui per chi potrà arrivederci. Grazie.